in una splendida giornata di sole si è svolta l'8ª edizione di Sora al Latta, evento organizzato come sempre dall'Associazione di Promozione Sociale Con Te, con la presidente Claudia Perruzza, e tutte le mamme socie, in apertura della SAM, la settimana mondiale dell'allattamento che si svolge dal 1° al 7 ottobre. L'appuntamento per tutti, mamme, papà, bimbi e nonni, è stato presso Piazza Maier Ross, da cui è partita una passeggiata che è proseguita verso Piazza Isedra, il Lungoliri fino al Ponte di Ferro, per poi tornare dal corso verso Piazza Santa Restituta. Il motto della SAM 2022 è "Diamoci una mossa", e Sora ha risposto. Torniamo dal vivo in questa bellissima giornata di sole, quindi in cui anche il tempo ci ha fatto un regalo meraviglioso. Quindi torniamo dal vivo dopo 2 anni in cui Sora al Latta è stata solo social. È bellissimo vedere tutte queste mamme, questi bimbi, tantissimi pancioni, e per noi è la gioia più grande. La gioia più grande perché Sora al Latta è nata e continua a crescere per sostenere l'allattamento. Quest'anno il tema della SAM, della settimana mondiale dell'allattamento, è "Diamoci una mossa", e quindi ne abbiamo preso spunto per proporre alle nostre mamme e a tutte le famiglie una bella passeggiata per le vie, per il centro cittadino di Sora. Quindi dal Corso Volci abbiamo fatto una bellissima passeggiata, e questo veramente è anche un po' è stato il nostro modo di dire che sì, allattare non sempre è una passeggiata, perché per alcune mamme risulta difficile, e purtroppo perché non sempre c'è il giusto sostegno. È per questo che noi da tanti anni ormai cerchiamo di sostenere le mamme in ogni aspetto del loro allattamento, ma soprattutto in primis dall'informazione, perché è la formazione e il sapere che permette di allattare. Il nostro ringraziamento, quello mio e quello di tutte le mamme dello staff dell'Associazione Con Te, è per tutti i partecipanti a questa meravigliosa iniziativa, ma soprattutto per l'amministrazione del Comune di Sora, che ci ha supportato dalla prima edizione e continua a farlo. Quindi oltre a tutte le persone, le mamme, le famiglie, i nonni che sono oggi riuniti in questa meravigliosa piazza, vorrei ringraziare tutta l'amministrazione del Comune di Sora, che da 8 anni sostiene la nostra iniziativa con il suo patrocinio e ci permette di realizzarla. L'obiettivo della SAM e dell'Associazione Con Te è quello di rafforzare le figure che hanno un ruolo nella protezione, nella promozione e nel sostegno dell'allattamento in tutti gli ambiti sociali. La passeggiata per il centro storico cittadino si è poi conclusa in Piazza Santa Restituta, dove, dopo i vari ringraziamenti della presidente Claudia Perruzza, si è svolto il tipico flash mob, con tutte le mamme con in braccio i loro bimbi a mangiare. Anche quest'anno la manifestazione è stata sostenuta dall'amministrazione comunale con il patrocinio. Un'altra mattinata bellissima, grazie all'Associazione Con Te, che anche questa mattina ha portato tante mamme, tanti bambini qui in piazza e a camminare nella nostra città. È questa, come abbiamo detto più volte, la Sora che noi vogliamo, piena di famiglie, di bambini, e come non essere vicine alle mamme che con tanto impegno si dividono tra lavoro, casa e non trascurano mai i loro bambini e dedicano loro ore e ore e amore in questo momento fondamentale che è l'allattamento, un momento sicuramente di grande dono d'amore, ma anche di dono di salute per i nostri bambini, un momento quindi anche di formazione per questi bambini che fin dai primi momenti sono tra le braccia sicure delle loro mamme e prendono dalle loro mamme tutte le difese immunitarie. Ecco, io ringrazio assolutamente l'Associazione Con Te che ha portato così tanti bambini e così tante mamme, e siamo tutti vicini alle donne che con grande amore, ecco, donano al mondo la cosa più bella, il futuro, i bambini. Grazie davvero a tutti.